Alla Regione Veneto sono state consegnate le prime 37.480 dosi di vaccino anti-Covid, altrettante arriveranno la prossima settimana, lo rende noto la Direzione Regionale Prevenzione. Queste prime dosi, specificano i tecnici regionali, saranno impiegate con priorità per soggetti e operatori residenti nella RSA per garantire la massima protezione in questi contesti con particolari fragilità. L'avvio della vaccinazione avverrà già nei prossimi giorni in base all'organizzazione di ogni USL. Nella settimana del 25 ottobre è prevista la consegna di un numero di dosi che consentirà alle ULSS di distribuirle a tutti i medici di medicina generale e alle farmacie che ne faranno richiesta. Il richiamo è fortemente raccomandato, dicono i tecnici della Direzione Prevenzione, a partire dai 60 anni e a partire dai 6 mesi di età per chi è affetto da malattie o condizioni che aumentano il rischio di infezioni gravi. Il vaccino anti-Covid e il vaccino anti-influenzale possono essere somministrati in sicurezza nello stesso appuntamento per proteggersi da subito contro entrambi i virus circolanti. Anche per chi non è mai stato vaccinato prima è sufficiente una sola dose. Proprio qui abbiamo delle cozze alla tarantina, cozze con il pomodoro già così in vaschetta, già pronto. Sono state messe dei crostini che è un tipico piatto italiano, e del prezzemolo che dà un senso di freschezza e per il periodo estivo è un ottimo antipasto.